Ci sono delle passioni che si perdono nel tempo, e quando si parla di tempo si parla di tanti anni, ma tanti anni sono anche riduttivi per il personaggio che andiamo a presentarvi. Si chiama Enrico Piras. La classe di nascita ve la dirà lui se ha voglia e necessità, ma non serve, perché talune volte l'età non importa, specie quando si riesce a produrre delle opere davvero incredibili nel campo della pittura, nel campo dell'incisione e tante altre passioni che andremo a raccontare. Enrico, da cosa nasce la sua passione? La mia passione nasce dal contatto che ho avuto da quando ero bambino con Carmelo Flores, che era un lontano parente di mio padre, ma soprattutto per noi era uno di famiglia. La parentela nei paesi a volte conta poco rispetto all'amicizia. Quando ero bambino, avevo 7-8 anni, ogni tanto Carmelo Flores andava a dipingere in periferia e aveva bisogno di qualcuno che gli portasse, lui lo chiamava Zuparaccu, e invece era sì, è l'ombrellone, in fondo era uno di quei parapioggia di tela cerata verdi che adoperavano i torronai di Tonara eccetera, per mettersi sotto l'ombrellone per dipingere, perché è chiaro, nel punto in cui magari iniziava a fare il quadro, a un certo punto dall'ombra poi si passava al sole e lui invece sotto l'ombrellone dipingeva tranquillamente. Cosa avveniva? Che io dovevo restare con lui finché non finiva il quadro, perché dovevo riportare indietro l'ombrellone, e quindi per passare il tempo, oltre alle solite cose che fanno i bambini nel acchiappare farfalle eccetera eccetera, cercare erbe selvatiche da mangiare, anche quello, oppure buttarsi coi piedi nel fiume eccetera, a un certo punto una volta mi vide che ero annoiato e allora mi disse: beh, fai un disegno. E allora mi regalò un piccolo album, una matita, e chiesi: beh, zio Carmelo, cosa dipingo? Cosa dipingi? Girati a 360 gradi qua, puoi scegliere quello che vuoi. E allora faccio un albero. Ecco, fai un albero. E quel giorno ho fatto un albero che poi lui mi ha corretto eccetera. Questo è stato il mio primo, non a scuola ne facevo disegni eccetera, il primo disegno fatto con Carmelo Flores. Enrico, posso dire che poi l'inizio di questo racconto mi riporta un pochino indietro nel tempo, oltre che quella che è la sua vita passata. È lì che nasce anche quella che è la fidelizzazione del territorio. Io lo chiamo così perché la sardità non ce la insegnerà nessuno, o ce l'abbiamo oppure quello che si chiama Ius Luci, una cosa del genere, adesso mi sfugge. Sì, io sono legato ad Olzai, tant'è che vado continuamente quando posso. Qualcuno, mia moglie mi diceva: vai a Olzai così ti carichi le batterie. Perché poi dopo, quando ritornavo da Olzai, non vedevo l'ora di iniziare a dipingere le cose che avevo visto o fotografato nel soggiorno in paese, e quindi non solo, le dirò che rispetto agli alzaesi di oggi, ai giovani, io parlo l'alzaese meglio di loro, perché certe parole ormai stanno scomparendo. Una mia nipote un giorno le sentì dire a mamma: oh, mai lo vesuno in sasi scarpas. E gli ho detto: cosa vuol dire sasi scarpas? Zio Enri, le scarpe, no, in sardo, in olzese lo si dice scarpas, si dice sorbottino, usinzo, sabattas, a seconda delle scarpe. Sasi scarpinas erano quelle delle signorine che si potevano dare arie, che venivano anche prese in giro, e sti siano i scarpinas. Ecco, queste sono le scarpe sarde, non quelle che hai detto tu. Enrico, mi fa sorridere perché sono delle cose intanto vere, reali, no? Quelle che si vivono e si ricordano con grande piacere. Tornando alla Sardegna, la Sardegna è realmente una tavolozza incredibile di colori, di scorci. Abbiamo tutto, abbiamo le montagne, abbiamo le valli, abbiamo i fiumi, abbiamo la gente.
Sì, la gente, infatti io leggevo l'altro giorno uno che forse sul giornale, che si è trasferito dal continente, faceva un lavoro in città e dice: qua ho comprato uno stazzo in Gallura e c'è la cosa che mi piace di più, che trovo gente che non conosco, che mi saluta, che mi sorride, con cui chiacchiero, eccetera, cosa che non avveniva da decenni quando non ero in Sardegna. Ecco, in Sardegna c'è questo, siamo tutta una famiglia. Sì, c'è gente come in tutto il mondo, gente buona, gente cattiva, ci sono i ladri, ci sono gli onesti, eccetera, ma normalmente siamo amici tutti, io quando vado anche in paesi dove non mi conoscono, a Orgosolo per esempio, qualche volta sono andato a dipingere, quando andavo al bar, cioè andavo a pagare, no, è tutto pagato, è già pagato, e da chi? Beh, da quelli che sono lì, li salutavo, li ringraziavo, non mi conoscevano, non mi avevano mai visto. Questa è la Sardegna. E io mi piace dire che Enrico Piras è un sardo di quelli veri, 94 anni diciamo, anzi 94 anni e mezzo, tanto da insegnare. Ultimissima cosa, oltre l'incidere, il dipingere, sappiamo che ha altre grandi passioni. Io parlo di numismatica, parlo di filatelia, questo le fa onore, perché? Perché non si è limitato solo e esclusivamente a quello che è un solo. No, io non lo chiamerei hobby, perché io continuo a chiamarle passioni, e questo credo che sia il miglior biglietto a visita per coloro i quali hanno il piacere di vedere questa breve intervista e cercare di carpire i segreti di un uomo di Sardegna. Enrico. Non faccio l'elenco delle mie passioni perché non si finirebbe più. La mia passione più grande, oltre poi alla mia professione che mi piaceva, ancora oggi io mi leggo i testi latini in latino, ma la mia più grande passione è stata la numismatica. La numismatica che non è nata come molti sanno quando sono venuto a Sassari, no, è nata quando ci siamo trasferiti da Olzai nel 1949, da Olzai a Sassari, che mia madre ha svuotato tutti i cassetti e aveva trovato delle monetine di rame da 10 centesimi, da 5 centesimi o in nickel da 50 centesimi, nuovi di zecca, conservati da mio padre, involti in foglietti del suo ricettario. Mio padre era medico, perché erano fior di conio e mio padre se ne conservava un esemplare così per ricordo, non che fosse un numismatico. Queste monete negli anni in cui era vivo Gavino Perantonio a Sassari, che era un grande numismatico, grande studioso, amico di mia madre, gliele portai e dissi: zio Nuccio, queste monete sono belle, bellissime, questo è fior di conio, tienili, queste sono per la tua collezione. Ma io non faccio collezione, inizia a fare collezione. E così è iniziato la numismatica. Mi sono talmente appassionato che poi, soprattutto sulle monete coniate in Sardegna, tant'è che ho fatto qualche pubblicazione anche in proposito. Grazie per il tempo che ci ha dedicato, grazie per questa lezione che potrei dire sia di storia della Sardegna, perché poi alla fine dentro il fulcro è sempre la nostra isola, e soprattutto la lezione di vita, perché nel coltivare le passioni, nel coltivare le emozioni si hanno dei grandissimi risultati. Buona vita Enrico, grazie. Grazie a lei, grazie.